Sono una decina cittadini, stiamo parlando di transiti su Malpensa di persone provenienti dalla Cina, non vi so dire se cinesi o occidentali o quello che fossero, diretti in Veneto. Quindi abbiamo i tamponi, si stanno sequenziando, vedremo di capire di che variante si tratta. La conferma arriva a metà mattina a margine dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Treviso. Solo nel primo pomeriggio il numero viene portato a 11, tutti cittadini cinesi residenti in Veneto e qui diretti. Il nuovo fronte dell'emergenza è questo. Non a caso la stessa regione, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha diramato alle ULSS la nuova ordinanza del Ministero con le disposizioni per chi proviene dal gigante asiatico, da estendere anche agli scali intermedi, non essendoci in Veneto voli diretti con la Cina. Noi avremo il banco tamponi per l'accesso obbligatorio. Io ho chiesto ai mail che ci sia anche la possibilità di farlo volontario, se qualcuno desidera fare un tampone ci mancherebbe. Dall'altro ovviamente sapendo che noi avremo fornite le liste dei transiti provenienti dalla Cina, perché potrebbe essere anche che uno scalo a Francoforte piuttosto che a Parigi o o Amsterdam dalla Cina, diretto su Venezia, non riuscirà ad occultare il cittadino che sta arrivando dalla Cina. Questo è poco ma sicuro perché abbiamo i nomi. Nel pomeriggio le stesse ULSS si sono confrontate con la regione. Uno dei temi è quello delle nuove quarantene. Noi ci stiamo preparando, ne parlavo con l'assessore Lanzarini, per aprire il Covid Hotel di Valdobbiadene, in modo tale, se c'è qualche positivo, da isolarlo a Valdobbiadene. Ma di fronte a un virus globale e all'incubo di nuove varianti serve una strategia più ampia. Regione e governo sono allineati e guardano a Bruxelles. Spero che l'Europa decida di creare un cordone sanitario. Io ho chiesto al ministro Schillaci, che ha immediatamente operato in questo senso, di scrivere al commissario europeo competente per questa materia per chiedere che sia l'Unione a prendere un provvedimento in questo senso. Meloni, che nel corso della conferenza stampa di fine anno a Roma ha fatto anche un altro passaggio, stoppando possibili nuove restrizioni e confermando le buone pratiche. Penso che continuino a essere utili i tamponi, penso che continuino a essere utili le mascherine. Diciamo il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace e credo che lo dimostri bene il caso cinese.